Evviva! Al via i lavori per la bonifica dell'area ex Promo Finna Piombino Dese nell'Alta Padovana, un intervento atteso da anni. Il tetto ha delle parti in Eternit, insomma non serve che vi dica che cos'è, e poi siccome qui c'era anche una galvanica ci sono residui di quella lavorazione, ci sono rifiuti pericolosi che vanno presi, sbancati, verrà sbancato anche del terreno e portati nelle discariche specializzate. 764.000 euro il costo complessivo della bonifica, che dovrebbe concludersi entro l'estate, restituendo un'area importante tra la Treviso Ostiglia e Villa Camarcello. Siamo ricchi come territori di queste piccole bombe ecologiche, però fortunatamente oggi siamo a festeggiare la chiusura di un'epopea, di un esborso particolarmente importante da parte della Regione, anche del nostro ente, del Comune, perché quasi 100.000 euro li abbiamo già messi nelle prime fasi della bonifica che c'è stata una decina d'anni fa. Andiamo a chiudere un capitolo importante della storia di Piombino Dese finalmente. I fondi per questa operazione sono stati trovati grazie alla legge speciale per Venezia, legge che però non viene finanziata da oltre un decennio. Io continuo a chiedere a gran voce che venga rifinanziata la legge speciale per Venezia, che serve esattamente a questo, cioè a bonificare siti inquinati che compromettono l'integrità del nostro bacino lagunare. Insomma, non serve che io spieghi quanto delicata e preziosa sia Venezia, è sotto gli occhi di tutti. Io spero che il governo almeno questo abbia la voglia, la volontà di rifinanziare questa legge straordinaria, una legge di civiltà che non viene più rifinanziata dal 2011.